Oggi prepariamo i pastieri di carne, un classico della Pasqua nei Monti Iblei, piccoli cestini di pasta sottile con un ripieno ricco e profumato. Prepariamo l'impasto delle scacce, farina di grano duro, acqua tiepida, lievito, sale e un pizzico di strutto. Lavoriamo fino ad ottenere una pasta liscia ed omogenea e poi la lasciamo riposare. Intanto prepariamo il ripieno. Carne, aglio, olio, prezzemolo, pangrattato, uova e tanto caciocavallo grattugiato. È questo che dà ai pastieri il loro profumo inconfondibile. Stendiamo l'impasto molto sottile, ricaviamo i dischi e pizzichiamo i bordi per creare la forma a cestino, la stessa che da generazioni accompagna il pranzo di Pasqua nelle case di Modica, Scicli e Comiso. Spennelliamo con l'uovo e inforniamo a 200 gradi finché i nostri pastieri di carne non diventano dorati e croccanti. I pastieri sono tradizione, festa e memoria. Un morso e sei subito in Sicilia. Buon appetito!